in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci puntuali come ogni mercoledì con la rubrica Sportello Pensionati. Vediamo subito chi c'è in studio con noi oggi. Ennio Tognutti, FNP CISL di Udine, ma anche Adiconsum e viceversa. Adiconsum e anche FNP. Grazie per essere qui, Ennio. Grazie a voi, e salutiamo buonasera. anche Tiziano Manazzone. Lo ricordiamo, Tiziano Manazzone, sempre dell'FNP CISL di Udine. Ricordiamo il suo impegno quale agente sociale. Poi magari parliamo, no, di quello che stai combinando, che cosa stai facendo. E comunque oggi apriamo la trasmissione con la manifestazione del 22 ottobre a Roma, una manifestazione unitaria sulla sicurezza sul lavoro, manifestazione che però non sarà un incontro così, no, allargato, ma interesserà esclusivamente le delegazioni che arriveranno a Roma, in Piazza dei Santi Apostoli, arriveranno da tutta Italia. Dal Friuli Venezia Giulia dovrebbe partire una trentina di persone, no? Più o meno. Ecco Ennio, parliamo di questo appuntamento a Roma che vede coinvolti tutti i sindacati. Certamente, perché purtroppo è cronaca di ogni giorno quello che succede sui posti di lavoro e sabato 22 ottobre le confederazioni CGIL e CISL UIL hanno deciso di rendere visibili ulteriormente l'esigenza che la politica riprenda in considerazione seriamente il discorso della sicurezza sul posto del lavoro, riprendendo la proposta del sindacato che è quello di potenziare l'ispezione, di dare più potere ai delegati della sicurezza sul luogo di lavoro, istituire finalmente la patente a punti per le aziende per qualificare anche eventuali interventi pubblici. Giustamente il nostro segretario generale Gigi Sbarra ha premesso ieri un intervento che ogni morte sul lavoro è uno scempio della nostra democrazia. Effettivamente dobbiamo incominciare a non prendere come fatto ordinario un infortunio o una morte sul lavoro. Quindi appuntamento? Appuntamento in Piazza Santi Apostoli a Roma. Chi vuole esserci ci sia, ben volentieri. Non è una manifestazione di massa perché non ha bisogno di una presenza fisica di massa, è solo una rappresentazione di tutte le delegazioni territoriali di categoria delle confederazioni CGIL e CISL UIL per rappresentare in maniera diffusa questa necessità e questa urgenza. Sentiamo da Tiziano. Tiziano, ci sono delle date che deve ricordare assolutamente. Allora, no? la prima voglio ricordare a tutti quelli che soprattutto hanno pensioni molto basse, che sono legate ai redditi, e faccio un esempio per capirci: chi ha l'assegno sociale, quelli che hanno l'integrazione al minimo, chi ha gli assegni nucleo familiare, chi ha la 14ª mensilità e anche alcuni con la reversibilità, questi che hanno molto basse devono fare il RET. Devono fare il RET se non fanno il 730 e se hanno solo la pensione italiana. I nostri uffici del CAF sono già pronti, già stanno ricevendo le persone per fare questa dichiarazione. Se non la fanno, l'altro giorno mi è capitata una signora... Ah, parti proprio di brutto, sì, raccontando proprio raccontando una signora che è arrivata con una lettera dell'INPS, lei non aveva fatto il RED nel 2019 e l'INPS gli ha tolto una parte della pensione e ha detto anche che gli toglieva anche un'altra parte se non arrivava il RED. Quindi quella signora probabilmente avrà avuto lettere dell'INPS di fare il RET, ma non ha forse dato peso e adesso
tramite il patronato in questo caso deve fare il RED. Ci sono quelli che non l'hanno fatto nel 2020, che ancora non sono arrivate le comunicazioni dell'INPS, ma che probabilmente arriveranno. Anche quelli li prego di non prendere la lettera e metterla in parte, ma di rivolgersi ai nostri CAF per fare il RED. Quest'anno, già da adesso, stanno facendo anche i RED per il 2021. Ecco, cosa bisogna portare? Bisogna portare la carta d'identità. Se chi ha avuto la comunicazione dell'INPS deve portare la lettera dell'INPS e eventualmente se ha terreni o fabbricati in carico suo o altri redditi deve portare questo, perché è importante, se no mi è già capitato casi che hanno tolto anche 5.000 euro adesso alle persone perché non erano stati fatti i RED. Quindi io in effetti riceviamo delle telefonate da telespettatori che si trovano decurtata la pensione e si domandano perché. Ecco, questo è uno dei motivi. Molte persone non sanno neanche che hanno l'integrazione al minimo. Sì. Chi ha l'integrazione al minimo di solito? Uno che ha raggiunto anche quando erano 15 o 20 anni, che però, avendo versato non cifre alte, aveva una pensione molto bassa. E allora l'INPS integra fino al minimo. Naturalmente questo non deve avere il coniuge con pensioni alte perché sennò l'integrazione non viene data, però ci sono di queste situazioni e quindi il mio richiamo è che adesso già i CAF sono a disposizione per fare il RED per il 2021 e che probabilmente arriverà anche la lettera del 2020 a chi non l'ha fatta. Chi fa il 730 non occorre che faccia niente, almeno che non abbia una pensione estera, in quel caso deve fare il RED anche chi ha la pensione. Sempre parlo del 2021, la pensione estera nel 2021. Per quanto riguarda un'altra urgenza che voglio anche qui chiedere di informare tutti, è quello dell'ISEE. L'ISEE è in scadenza il 31 dicembre 2022. Tutti gli ISEE scadono a fine anno. Già il CAF prendono gli appuntamenti per gennaio, quindi non aspettate l'ultimo momento perché poi quest'anno ci saranno molti ISEE, perché alcuni giovani ad esempio che sanno usare i computer magari si fanno da soli, ma tante persone non lo sanno usare via online e quindi devono venire al patronato in questi casi a fare l'ISEE. No, devono andare al CAF a fare l'ISEE e poi in caso la domanda si fa al patronato. Utilizzarlo dove serve. Le persone tante volte, anch'io posso fare, che confondono il CAF col patronato. Il CAF è un centro di assistenza fiscale, quindi l'ISEE si fa al CAF. Ecco, anche si consegna al patronato. E si consegna poi al patronato se la domanda ha dei problemi o roba del genere. Comunque attenzione sempre quando ci sono variazioni alle pensioni. Mi viene in mente quel caso di quella signora che si è trovata con contributi che gli avevano quasi azzerato la pensione. L'unica motivazione, perché ci ho pensato su anch'io, che aveva telefonato due volte. Ecco, il suo caso deriva... si vede che stai a guardare tu. Certo. Ecco, quando non sei qua presente sei comunque presente. Allora, il problema deriva semplicemente dal conguaglio fiscale, da quando gli è stata riconosciuta la pensione di reversibilità di 1 anno, e sua dichiarazione dei redditi aveva messo la rateizzazione del debito fiscale. È l'unico motivo per cui la pensione può scendere sotto il livello di assegno vitale. Quindi era un debito fiscale. Faccio un altro esempio per capirci. A me è capitato anche un caso che ha fatto una pensione di reversibilità, perché le pensioni di reversibilità se hanno un reddito, la persona non è che prendono, se hanno un reddito alto oltre i 20.000 euro di reddito loro, no, non è che prendono il 60%, prendono meno, viene diminuita. In quel caso lì l'INPS non ha controllato, non ha verificato, dopo 3 anni questo signore che aveva un reddito alto gli sono arrivate
mi sembra 20.000 euro da tornare indietro all'INPS. Quindi io chiedo anche chi fa le pensioni, quando si fanno le pensioni di reversibilità, di controllare queste cose e di chiedere a noi, agenti sociali oppure al patronato, le informazioni corrette per non incorrere, perché poi uno prende, ma quando gli arriva la botta di 20.000 euro che poi deve da restituirli, restituire, lì poi abbiamo fatto la domanda di rateizzare, sì, però è sempre una bella botta che si prende, quindi è meglio stare attenti. quindi Ecco, sempre dare una controllata. sì, sull'ISEE voglio dire sì. due cose, che qui è molto importante. Ma magari parliamo dopo ancora boh, di queste sì. cose. E infatti, perché mi piacerebbe un attimo fare una piccola chiacchierata con Ennio per quanto riguarda la nuova previdenza. Ci sono delle aspettative per quanto riguarda non solo i aspettative. cambiamenti, No, teniamo presente aspettative, teniamo speranze. presente che stante così, il 1° gennaio si torna alla Fornero secca con lo scalone e tutto quel che ne Sì. consegue. Quindi evidentemente nella legge di bilancio che qualcuno farà, Quindi ricordiamo, se si torna con la Fornero si va in pensione a come? 67 anni. No, calma, 42 e 10 mesi 42. No, rimane. lasciamo perdere. 41 e 10 mesi per le donne rimane, No. Sì. 41 per No. i precoci e cose rimane. No, quelli sono no. concordati fino al 2026. Aspetta, non è scontato. non è scontato quello. Insomma, Cioè, io- no, non sono scontate, l'unica che rimane secca la Fornero che è legge. Boh, Ok. ma questo è un accordo che è stato fatto. Però la legge non è in legge, discussione. L'APE l'accordo sociale, è accordo. invece l'APE sociale, l'opzione donna, quelle sono a scadenza il 31 dicembre. Quello sappiamo, no? Quello è chiaro. Certo. Ho acceso il dibattito fra di No, voi. c'è il problema che ecco. è necessario che si apra subito Sì. un ragionamento, una discussione su una nuova modalità previdenziale. È chiaro che le confederazioni sindacali hanno già presentato agli ultimi 3 governi delle proposte abbastanza serie, abbastanza articolate. La CISL, ripeto, insiste per introdurre una flessibilità per andare in pensione. C'è anche una cosa che normalmente ci si dimentica, che è quello di tutelare il potere di acquisto delle prestazioni, contestualmente, definire la pensione contributiva di garanzia per chi ha carriere di lavoro deboli, parliamo di giovani, parliamo di donne, rispondere in maniera più completa al tema del lavoro usurante e sostenere le pensioni complementari. Cioè questo è il quadro intero, che non si tratta solo un anno Quindi più, questa è un la anno e piattaforma. meno. Questa è la piattaforma. Questa è la piattaforma. Le proposte che oggi noi leggiamo... Le leggiamo dopo perché dobbiamo Va andare bene, già le in leggiamo pubblicità. dopo perché ci divertiamo dopo. Ci divertiamo dopo, bene. E comunque dobbiamo anche dire ai nostri telespettatori che se vogliono possono cominciare a telefonare 0432 57 3517 oppure inviare solo SMS al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. E alla nostra trasmissione arrivano, nella maggior parte dei casi, complimenti non solo per la trasmissione, ma anche per le risposte che i nostri telespettatori hanno ricevuto rivolgendosi agli sportelli dell'FNP. Ricordiamo che le persone che lavorano negli sportelli dell'FNP sono tutte volontarie, tutti volontari che si formano proprio per dare delle risposte, per dare indicazioni, per suggerirvi come muovervi quando ci sono dei dubbi, delle incertezze e delle situazioni particolari. Bene, qui oggi diciamo... Posso fare critica alla critica? Sì? Che cosa devi fare? Critica alla critica. Aspetta, me la lasci leggere? Sì.
Vorrei fare una critica al patronato CISL di Udine. Non rispondono mai al telefono, è impossibile prendere un appuntamento con loro. Ho provato in settimana 24 volte a chiamare con la linea libera, ma non rispondono. C'è un perché? Aspetta, prima dico io la critica Dai, alla la critica, alla e dopo lui spiega la cosa. Perché è andato da un altro patronato. No, ecco. la cosa semplice è la critica, vuol dire questo, che è una persona un po' distratta, perché abbiamo ripetuto, credo, ogni trasmissione che c'è una modalità ben precisa per prendere gli appuntamenti, che non è quella di chiamare l'INAS. Che non è quella di chiamare. Ecco, allora, quindi, per sopperire al fatto... ripetiamo bene, perché non si verifichino più casi di questo genere. Allora, siccome gli operatori del patronato non potevano stare da anni, non potevano stare a rispondere al telefono, se no, avendo le persone di fronte, non dovevano interrompere e non riuscivano a fare bene il loro lavoro. Allora, come pensionati, tre pensionati sono attualmente che dalle 9 a mezzogiorno, ogni giorno, da lunedì a venerdì, sul telefono, sul numero di telefono del patronato, che se vuole glielo leggo così, è 24 64 81, su questi loro rispondono al telefono e Torniamo danno... a ripeterlo. 0432. Allora 0432 24 64 81 sono dei pensionati volontari che rispondono e danno anche informazioni alle persone e fissano gli appuntamenti per l'INAS, non solo per l'INAS, mentre il CAF ha un suo centralino e fissa per conto suo. Quindi questa è, forse le persone hanno preso il numero di telefono FNP e quello non gli ha risposto nessuno. Può succedere vorrei allargarmi. Può succedere che un giorno... Però questo ha telefonato un giorno più volte, uno di questi tre signori, uno ha avuto il Covid, non c'è il sostituto, che sia stato un giorno magari che non c'era nessuno, però ripeto, dalle 9 mi sembra a mezzogiorno e mezzo. Loro telefonando prendono l'appuntamento, io ho assistito tante volte e sono anche molto bravi perché gli spiegano alle persone che documenti portare e tutto quanto. Questo è solo per Udine. Per Udine. Poi, ecco, poi cominciamo a ragionare che Ecco. nell'Alto Friuli si raddoppia, che a Pordenone si quadruplica, che a Sì. Trieste e Gorizia altrettanto. Addirittura... Basta qualsiasi numero del sportello dei pensionati e c'è qualcuno che prende l'appuntamento per l'INAS. Addirittura quelli di... quindi, cioè a prescindere, Sì. se uno non riesce, a prescindere. se uno non riesce a mettersi in collegamento con il numero di Udine, Può prendere quello di Pordenone, quello di che Gorizia, tanto quello di l'appuntamento Latisana, viene preso. viene preso nelle sedi in cui gli è più Nelle comodo. sedi. Addirittura a giuste. Codroipo, che io ho frequentato molte volte, ci sono volontari addirittura del mattino al pomeriggio e prendono le telefonate anche per il CAF e anche per l'INAS. Quindi c'è una copertura che è notevole. Poi invece, ad esempio io che faccio i recapiti, rispondo solo negli orari dei recapiti, non posso stare perché sono solo e rispondo negli orari dei recapiti, così fanno altri miei colleghi che fanno i recapiti da altre parti. Però nelle sedi... Siccome ho visto i report ultimamente, siamo a 82.000 contatti. 82.000 contatti, quindi ma questi Questo vuol dire nella regione. nella Questo vuol regione dire in che che si sono periodo? fissati dall'inizio dell'anno. Dall'inizio dell'anno a Adesso, adesso. siamo a fine ottobre. 82.000? Certo, il che vuol dire che All'FNP. ci sono risposte agli sportelli FNP. Quindi Caspita. ci sono risposte. Poi non tutte hanno bisogno dell'appuntamento, non tutte questo e quello, Per però esempio, nei recapiti... il E giro è su quanti questo. siete come volontari sparsi sul territorio? Adesso quello dovrei È fare un po' i difficile, conti. no? Ad esempio nei recapiti, come il mio, non si prende neanche più l'appuntamento, lo prendevamo durante la pandemia, Sì. se no la gente sa che viene quell'orario lì E al limite aspetta? Si può, credo, a occhio e croce un centinaio di volontari? impegnati su questo fronte. Sì, su tutta la regione, spalmati su tutta la regione. Perché la procedura, l'agenda è stata costruita sulla regione. Beh, È un'iniziativa dell'FNP
in particolare poi trainata e realizzata dai colleghi di Pordenone, che è stata allargata e sta facendo un grosso lavoro, è stato di un'utilità estrema nel periodo Covid. Sì. Sì. E adesso comunque ha assunto una dimensione non di poco. Per quello dico, se siamo distratti di fronte a questo, è facile poi criticare che purtroppo il problema di non rispondere al telefono esisteva da prima, è stato ovviato con questo meccanismo. Ecco, quindi ci si può rivolgere Certo. se uno non risponde. Ritorniamo a quel discorso che stavamo Allora, il facendo. discorso delle opzioni sulle modifiche del sistema previdenziale partono dalla proposta che poi è principalmente del sindacato, che poi è fatta propria anche diciamo da una componente politica che la Lega, sempre, che è quello dell'appensionamento per quota 41. Su questa poi c'è un innesto, una variante che è caldeggiata da alcune componenti politiche, quello di aggiungere un'età anagrafica alla quota 41. Sì. Poi c'è un'altra proposta principalmente costruita, e sto parlando delle proposte fatte in campagna elettorale, Sì. quindi degli Ecco, impegni, certo. quindi degli impegni assunti. E voi avete preso nota, quindi Certamente, adesso certamente, andrete con la cartina. che la proposta di Forza Italia era 62 anni più 35 di contributi. Poi siamo andati a valutare la proposta ultima, che si è un po' concretizzata perché aveva un'addizione generica nel programma diciamo, della componente politica ormai nettamente maggioritaria nel Paese, quindi l'ipotesi di Fratelli d'Italia, che è quella che dovete tenere, che di per sé ripropone l'estensione del meccanismo opzione donna anche a opzione uomo. E qui c'è sempre il ragionamento che facevamo quando si parlava di azione donna: va tutto bene, si può cominciare ad andare in pensione a 59 anni, 58 più l'anno sabbatico, eccetera, eccetera. C'è un problema, che qui l'assegno viene ritoccato, cioè la pensione più bassa, per il semplice meccanismo matematico, non per cattiveria, che andando in pensione 7 anni prima del momento in cui avrei dovuto andare, verso per 7 anni in meno i contributi, non solo, ma prendo la pensione per 7 anni in più, perché vado 7 anni prima nei valori medi, e quindi c'è questa differenza economica che poi, calcolata su tutto il meccanismo della pensione, può portare dal 20 al 50% di meno dello stipendio. E quindi anche quello si dimostrerà probabilmente, come il meccanismo dell'opzione donna, utilizzata pochissimo fra gli aventi diritti. Per le donne, diceva il presidente dell'INPS, il 25%. Se ci aggiungiamo gli uomini, che normalmente hanno il reddito principale in famiglia, eccetera, sarà senz'altro meno, e quindi dal nostro punto di vista inutile. Sentiamo chi c'è in linea adesso, vediamo chi c'è pronto per non far attendere al telefono. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Sono di Coseano, del comune di Coseano. Sì, buonasera. Senta, io non so se sono giusta con la telefonata o no. Vorrei chiedere un'informazione. Prego. Siccome io vado in piscina per fare delle terapie, quando sono stata per la denuncia dei redditi, mi hanno detto che non mi possono scalare. No, Allora, le spese mediche da poter scalare sono ben definite. Piscine di carattere termale, fino a un certo limite, sono detraibili, ma questo dipende dalla certificazione iniziale fatta e dall'istituto in cui viene erogata la prestazione. Non tutte le cose che si fanno perché il medico privato consiglia, che poi fa anche bene. Aspetti, sentiamo dalla signora, da lei, e da chi è stata consigliata. Mi hanno mandato il fisioterapista in piscina. Ma il fisioterapista del servizio sanitario? No, il fisiatra di San Daniele mi ha mandato, no? Sì. Per fare queste terapie in piscina.
Quando sono stata quest'anno per la denuncia dei redditi, la signora che me l'ha fatta mi ha detto no, io non posso rischiare il posto di lavoro per queste Ma cose. scusi, in che piscina lei ha fatto la A fisioterapia? Spilimbergo, a Spilimbergo. Vede, se invece a Val Gervasuta quella è completamente detraibile anche il ticket. È un problema, sa, sul privato non tutto è riconosciuto. Perché tutti i miei colleghi fanno la detrazione, io no. Bisogna capire se lei usa una struttura sanitaria è detraibile, se non usa una struttura sanitaria, una struttura privata, ci possono essere dei problemi di questo tipo. Dei problemi. Sì. Va bene, vi ringrazio Prego. tanto. Grazie a lei per aver chiamato. Grazie signora. Buonasera. Buonasera. Siamo sull'argomento, volevo anche, tornando all'ISEE, Sì. io provo tante volte che tante persone, anche anziane, che hanno bisogno di assistenza familiare, eccetera, sono sprovviste dell'ISEE. Io consiglio sempre, quando vengono dei problemi di salute, roba di avere l'ISEE, perché tutte le assistenze familiari, i pasti caldi, tutte le cose, il FAP, il fondo di assistenza possibile, bisogna sempre, e anche il ricovero purtroppo in casa di riposo, bisogna avere sempre l'ISEE, perché su quello viene calcolato eventuale contributo, soprattutto sul FAP, che viene dato. Quindi il consiglio che do è sempre, quando si hanno dei problemi, che si ha una certa età, e anche chi non ha una certa età, di fare l'ISEE. Non costa niente farlo, no? E i nostri uffici sono già aperti. Cioè, tu dici vaccinarsi e far l'ISEE? Sì. Boh, okay. L'altra cosa che succede, che anche dopo tu dirai, adesso i bonus per il gas e la luce, invece di 8.250, l'ultimo dei provvedimenti del governo che è scaduto adesso, ha portato a 12.000. Quindi anche chi ha diritto, adesso che abbiamo questo grande problema delle spese energetiche, no? Almeno quelli che possono avere i bonus facciano l'ISEE per almeno usare questo diritto del bonus. Però per i bonus non è che serve Abbiamo perché è una automatico telefonata, adesso. dopo No, ma riprendiamo. ha bisogno dell'ISEE, se non fa Bisogno l'ISEE. dell'ISEE. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera. Buonasera, mi Buonasera. chiamo Carla. Buonasera signora Carla. Io volevo chiedere un'informazione. Prego. Ho 77 anni e prendo la riversibilità di mio marito, 759 euro. E volevo chiedere, siccome anche sulle bollette c'è scritto che non serve fare nessuna domanda per avere il buono oppure... No, e volevo sapere se è così o se devo invece fare qualche domanda per avere il bonus. Se non Allora, per i bonus non c'è più bisogno di fare nessun documento, è un fatto automatico, in quanto l'intervento lo decide l'ARERA, che è l'autorità per l'energia, che comunica attraverso l'INPS, viene verificato il reddito comparato e su quello viene applicato la tariffa, il costo sia energetico che sia l'energia elettrica che il gas e anche l'acqua. Allora io non servo che faccio niente. Solo alcune situazioni di persone fragili hanno bisogno dell'ISEE per dimostrare anche la difficoltà economica, e sono quelle persone che usano molta energia in casa perché sono inabili, perché hanno strumenti particolari, letti particolari, però è una piccola parte. Per il resto, che è legato solo al reddito, va in automatico. Signora Carla, grazie per aver chiamato, dobbiamo fare la Grazie a voi, pausa. vi seguo sempre, tutte le Bene. settimane. Grazie. Però Grazie. questa cosa mi premeva perché dicevo, Ha fatto chissà se benissimo. devo fare qualcosa, perché io vivo da sola. Ha fatto bene a chiamare, signora. Non serve più. E adesso sono più tranquilla. Va Grazie bene. mille. Grazie a lei, grazie a lei Buona per aver serata. chiamato. Grazie a Arrivederci, voi. arrivederci. Ci facciamo una piccola pausa. Non serve più. Ci facciamo una quando? piccola pausa, dopo Perché? continuate continuate a a discutere. discutere. Dal Pausa. secondo decreto.
Eccoci nuovamente in studio, sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Noi ci siamo, eh? Pronti? Niente. Pronti? Mamma mia. Sì. E probabilmente deve avere il telefono... O la televisione. Sì, cioè il televisore, l'apparecchio televisivo acceso ad alto volume. Ci sente? Pronto? Vediamo se si riesce a ristabilire il contatto. No, Altrimenti abbiamo un messaggio pronto. 70 anni, prendo da 3 anni, 500 euro, fatto domanda, arrivata 14ª a luglio. Arrivano anche gli arretrati? Se ha dichiarato, anche perché per avere la 14ª ci sono due condizioni, l'età che era 64 anni e poi c'è il reddito, perché non a tutti, sapete, viene data la 14ª, solo chi è sotto 13.000 e quasi 14.000 euro ha diritto alla 14ª. Infatti anche per la 14ª, dicevo prima, prende da l'importanza 500 euro. quindi dovrebbe arrivare anche gli arretrati, però bisogna fare la domanda in caso, se uno l'ha fatta, porta se faceva la dichiarazione di reddito oppure va al patronato e si fa fare la domanda per gli anni anche precedenti. Ecco, quindi può prendersi... Può prendere tutte e tre le mensilità. Bene, questa è una buona notizia, no? Sì. Perché se lo fa, se presenta subito la domanda, però bisogna stare attenti, quando è andato in pensione 3 anni fa, se ad esempio è andato in ottobre, prenderà della 14ª solo una parte, perché viene data Chi solo... Chi c'è in linea? Sentiamo, vediamo se hanno ristabilito il contatto. Pronto, buonasera, velocemente l'ultima telefonata perché fra 3 minuti dobbiamo chiudere. Chi c'è in linea? Buonasera. Pronto? Buonasera. Pronto, sono Emanuela. Buonasera signora Emanuela. Prego. Allora, io ho 65 anni il prossimo mese. Sì. Ho fatto 15 anni di contributi e vorrei sapere se mi spetta qualcosa di pensione. 15 anni di contributi complessivi? Allora bisogna vedere se lei, quando nel 92 c'è stato il passaggio dai 15 anni ai 20, se lei, io non so, in quel periodo aveva già raggiunto i 15 anni, allora è a posto e ha la pensione. Oppure se aveva fatto, prima di quel del 92, una richiesta di versamenti volontari, allora anche in quel caso può fare la domanda della pensione. Se no, purtroppo ancora no. Deve aspettare 70 anni? Neanche 70 anni, perché quelli di 70 anni devono aver cominciato a lavorare la prima volta nel 96. Io ho finito di lavorare nel 1988. Ah, bene, allora ha diritto. Allora deve venire al patronato, va e fa la domanda ha diritto, se ha finito nell'88. Sì, ho finito nell'88. E allora faccia subito signora, la domanda. Lei a 67 anni avrà la pensione. No, 65 il prossimo mese. No, ma gli daranno la pensione a 67 anni, non adesso. A 67? Ho capito. Non c'è più quella del 65. Va bene. Quindi però vada già al patronato, si faccia fare un estratto certificativo. Lì vedono e gli danno risposta se tutti i contributi sono a posto e quindi poi farà la domanda. Meglio cominciare a vedere di queste carte prima, meglio. Perché poi se lei ha avuto figli, non so se è coniugata o no, può anche aggiungere nei suoi 15 anni fatti l'88, anche se non lavorava nel periodo in cui lei era, ha avuto i figli, in quel periodo può avere anche altre 6 mesi più 6, se sono 2 figli ad esempio, di contributi. 2. Quindi vada a fare subito l'estratto certificativo. Va bene signora Emanuela. Va bene, la ringrazio molto. Grazie a lei per aver chiamato, grazie, buonasera. Buonasera. Siamo in chiusura, velocemente, 1 minuto, anzi 58, 57, veloci, chiudiamo.
Ennio, devi chiudere? Ma no, chiudere. Un'informazione Sì. che mi viene in mente adesso per il personale della scuola, ricordare che il 31 ottobre scade il termine per chiedere di essere collocati in pensione col 1° settembre del 23. Quindi sono le ultime giornate per fare questa domanda, tenendo presente che non succede niente se la fa dopo, solo Però- che non ha la continuità stipendi e pensione. Ah, e Quindi per assicurare tutte le cose, senza creare disguidi neanche alla scuola, perché nell'organizzazione è già prevista la sostituzione, quindi il momento è questo. Ugualmente il termine per chiedere il passaggio a part-time, se qualcuno ha ancora questa intenzione. Chiuso? Abbiamo finito? Non posso fare altro che ringraziare Tiziano Manazzone, che ricordiamo essere agente sociale dell'FNP CISL Udine, e salutiamo anche e ringraziamo Ennio Tognutti. Buonasera a tutti. FNP CISL e Adiconsum. Spero di avervi nuovamente quanto prima, soprattutto per i dibattiti che fate fra di voi in trasmissione. Noi siamo attivi. Attivi. Bene. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo mercoledì prossimo, puntuali 18:15 in diretta. Arrivederci. Buonasera, arrivederci. Buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.